Non condizionerete la nostra vita, saremo noi a condizionare la vostra, perché ormai non ne possiamo più, siamo con le spalle al muro. Dietro di noi ci sono i muri di cemento armato verso i quali siamo andati a sbattere. Ormai non è consentito più a nessuno di scherzare e nemmeno di venirci a prendere in giro dicendo che toglieranno l'IMU. Ma onde vai? Onde stai che questa terra quando vi siete presi il 61-0 l'avete utilizzata per governare con la Lega e permettere a loro di sputarci banco? E permettere a loro di sputarci banco? Questa è stata il PDL, questa è stata la storia degli ultimi anni. Ora basta, questa terra ha un'opportunità e l'opportunità sapete come si chiama? L'opportunità di questa Sicilia si chiama fame. L'opportunità di questa terra è la fame, perché davanti agli affamati nessuno potrà cercare giustificazioni, nemmeno la Chiesa, la quale ancora oggi stende la mano a Monti dicendogli che ha fatto bene. Ma quale bene? Bene, state massacrando sempre gli stessi, avete fatto bene, sì, avete fatto bene, tanto bene che ci farete ribellare e finalmente questo popolo si sveglia. Quindi, se per caso dal 28 di ottobre in poi troverete di nuovo le strade chiuse, noi lo scriveremo in un bel manifesto giustificando quello che stiamo facendo. Noi vogliamo ritornare a guardare i nostri figli in faccia, noi vogliamo tornare a guardare i nostri figli nella faccia e perdonatemi, io ho 53 anni, non sono ancora in età pensionabile, non lo so, io voglio andare a lavorare al Santo Casale o prendere la mia azienda per andare a guadagnare. Il capitalismo si fonda su quello che si chiama netto ricavo, altrimenti, come sta succedendo, si ferma la macchina, amici miei, e si sta fermando, si è già fermata. Davanti ad una macchina che si ferma ci sono troppe persone in difficoltà. Questa società che è consumistica, abituata per 20 anni a spendere, vi ricordate dello spot grazie quando dovevamo spendere, ma come a spendere? Se non ce ne sono più i soldi, carissimo a spendere. E allora questa società ormai deve essere ribaltata. Non è consentito a nessuno che questa società continui in questo modo. Qui ci deve essere qualcuno che la prende e la ribalta. Le rivoluzioni hanno dei prezzi. Le rivoluzioni hanno un prezzo. Ma noi lo stiamo già pagando, ricordatelo a tutti quelli che stanno bene. Noi lo stiamo già pagando, siamo le vittime di quel sistema. Noi lo stiamo già pagando a caro prezzo. Perché quando pensi per esempio che Monti oggi parla di modificare la modifica dell'articolo 5 della Costituzione, sapete cosa vuol dire per la Sicilia? Che ci tolgono l'unica speranza che ci rimane, quella di attuare integralmente quello statuto che aspetta da 66 anni. Se ci tolgono quella possibilità, ne facciamo venuto, l'altra velocità si è fermata e si ferma la preserva a Salerno. Un ponte voi scusate, tra l'altro dico io, un ponte però forse meglio non ne parliamo, non me la sentiare, perché prima di fare il ponte ci sono da fare tante strade ancora, perché il ponte sarebbe solo l'interesse di qualcuno altro che dire ci sono 20.000 posti di lavoro, e non che 100.000, non 400.000 che fanno. Immagino l'auto, e faremo ancora una volta la candidatura del deserto, non ho mangiato di là, sì 400 milioni di euro per fare la sola progettazione ancora non c'è niente. Chiudete invece quella società ponte sul progetto, chiudetela subito. Chiedete voi i messinesi di chiuderla subito, perché prima di fare il ponte bisogna pensare ad una cosa. Pensate voi che se noi avessimo in Sicilia, se noi non avessimo in Sicilia quei pozzi petroliferi, e questi pozzi petroliferi che hanno a Gela, a Caltanissetta, a Pozzallo, a Siracusa, a Milazzo, fossero a Bergamo o a Varese, adesso pensate che Bossi non avrebbe fatto già da un bel po' di tempo fuoco e ferro e fuoco veramente per dire paghiamo la benzina scontata, ma solo noi possiamo pagarla a 2 euro. Solo noi possiamo pagarla a 2 euro, perché noi è come se qualcuno ci dicesse quello che va arriva ti pigli, non ti preoccupare. Quel popolo padano in questo momento, se avessero i pozzi di petrolio e le raffinerie che abbiamo noi, avrebbero pagato già da un bel po' di tempo la benzina a mezzo prezzo, tranquilli, solo noi possiamo pagarla a 2 euro fuori dalla raffineria di Priolo, dove c'è un rifornimento a chilometro non serve. E tutto questo che cosa avrebbe portato in Sicilia? 10 miliardi di euro l'anno. Ma nessuno di questa terra però si è mai alzato la testa e siamo stati tutti asserviti a questo potere nazionale. Vero è, la nostra patria è l'Italia, vero è, ma trattati in questo modo no però. E c'è una differenza rispetto agli altri anni. Rispetto ai tempi passati, la differenza è che c'è troppa gente, troppa
che chiude gli occhi, piange e piange a casa chiudendosi dentro, no? Ormai chi vi parla non si vuole né suicidare né appendere da qualche parte, ha detto che vuole fare una guerra insieme a tanti altri amici, perché questa terra si deve svegliare, c'è poco da fare. C'è poco da fare, non è consentita questa differenza che c'è all'interno della Sicilia e all'interno di una nazione, non è consentito. Hanno chiuso la Fiat di Termini Imerese, è stata chiusa solo a Termini ed è stata chiusa a Pomigliano d'Arco. Perché non l'hanno chiusa a Mirafiori? Perché non l'hanno chiusa? E viene ancora Marchionne a dire dateci una mano, però ne posso mai che la voi in Sicilia vi cantiamo. Ma ti ho raccontato, qui c'è qualcosa che deve essere rimosso, c'è un sistema che deve essere rivoluzionato, e quando sento che lo vuole rivoluzionare Crocetta, o se dovesse rivoluzionarlo Musumeci, ma con cui? Con chi? Con Firrarello da una parte e con Gracolici dall'altra? Questi devono essere a rivoluzionare il sistema? Bene, io dico che è arrivato il momento che questa terra possa mettere insieme tutte le forze che hanno voglia di dire ai propri figli: amici miei, non vi abbiamo potuto dare un posto di lavoro, ma vi vogliamo dare una speranza, perché ormai la speranza è anche morta. La speranza in questa terra per chi sta qua è anche morta. In questa terra arrivano, come ha detto qualcuno, le braccia, ma si portano i cervelli, però si riportano a 400 euro al mese. Questa terra ha il sole, un'azienda che si alza tutte le mattine e che questo governo regionale non ha voluto incentivare, nonostante i fondi europei. Questa terra ha il gas, questa terra ha il petrolio, questa terra ha le eccellenze dell'agricoltura copiate da tutto il mondo, altrimenti il saloccamento non avverrebbe, perché essere prodotto siciliano significa avere un valore aggiunto. Questa terra ha le bellezze architettoniche che nessuna parte del mondo ha, nessuna parte del mondo ha. Questa terra ha 700-800 km di costa, li conterò, ma comunque all'incirca sono quelli. Questa terra potrebbe essere il centro del Mediterraneo, come zona franca per dire ripartiamo. No, questa terra ha uomini che se la sono venduta. Questi devono scomparire. Qualcuno questa storia la deve pagare. Qualcuno questa storia la deve pagare. Non so come la pagherà. Perdendo le elezioni non basta forse, perché questi hanno la faccia tosta. Nonostante indagati, nonostante corrotti, in questa terra c'è chi si candida oggi, pur essendo stato presidente della regione condannato in terzo grado di giudizio per condanna di peculato. In questa terra c'è chi ha rubato i soldi tramite enti inutili, si ha potuto chi 400.000 euro e se ne candida nelle liste di questi signori. Quando Nello Musumeci dici presidente onesto, governare con onestà, Nello ci devi dire onestamente, da dire una cosa. Chi tiene le tue liste? Che le sta portando appresso? Questa maiana di corrotti, questa maiana di ladri, associazione della Fiora, associazione dei Liberi, tutto lo Stato, tutto, ci andiamo a vedere. Questi vogliono governare questa terra, può darsi che la governeranno perché hanno i soldi, perché le cene non finiscono, le cene in queste sere sono una dietro l'altra, ristorante per ristorante, le cene, i buoni benzina, i soldi per comprare pacchetti di voti. Questo è il sistema che abbiamo, e voi pensate che io debba far decidere della mia vita a questa gente? Non esiste, non esiste. Saremo pochi? Non lo so, mi pare che cominciamo ad essere tanti. Di sicuro c'è una cosa: non lamentatevi se per caso il mestiere si ferma di nuovo le macchine qui, e non andate a comprare la benzina se per caso si ferma la rete. E guai a chi dovesse vendere la 3,50 oggi euro, guai, questa volta la spesa ce la siamo fatta, guai, perché questa terra o si sveglia se la alzi dal letto o vinci o buchi, o altrimenti questa terra non si sveglia. Questa terra sapete com'è? La vuoi far lavorare a qualcuno, come quel bambino che la mattina deve andare a scuola, sono le 8 meno un quarto e non si alza, sono le 8 meno 5 e non si alza, sono le 8:20 e ancora non si alza, dovete fare appoggiato in zona gettare in terra, e questa terra è artista. Questa terra è solo così e basta. Questa terra ha deciso sempre che deve delegare a qualcuno le soluzioni. Non è più possibile. Non è più possibile delegare a 5 ministri abbiamo avuto. 5 ministri nel governo nazionale e un presidente del Senato nell'ultimo governo Berlusconi, e ancora mi è stato richiesto che sono votare il PDL. E ancora Alfano viene l'altro ieri a presentare disegni di legge in Sicilia per la famiglia. Con cosa chiedereste voi?
Cosa gli direste voi? Che cosa direste a questi che invece di presentare oggi disegni di legge ieri litigavano, sapete per che cosa? Per gli appalti delle pale eoliche, per le discariche della rete urbana, un Gesù gli soldi a milioni di euro, perché la rete urbana è una ricchezza, e sarebbe una ricchezza se fosse trattata come si deve, è una miniera. Ma in questa terra abbiamo avuto uomini che hanno pensato solo ad arricchirsi personalmente, e ora addirittura a ricandidare i loro figli. Questa è la Sicilia! Questa è la Sicilia, purtroppo prendetene atto. Quando arriverete a casa, però, guardatevi allo specchio. Votare quel sistema significa votare anche quella famiglia che sta bene, significa votare contro quei 1, 2, 3 figli, a secondo quelli che si hanno, che sono, nonostante la famiglia sia benestante, sono disoccupati, o che hanno come unica alternativa quella di andare in qualche call center a 450 euro al mese. Io ho detto al mio secondo figlio mio, soldi per stare per maternità all'università non ha, sta a casa e fare il disoccupato. Io voglio ritornare a far sì che in questa terra i diritti siano uguali per tutti. Vogliamo togliere per favore questi test di ammissione all'università che sono diventati un business per tutte le scuole, per tutti i professori. A cominciare con il diritto allo studio per tutti.